L'allarme è scattato poco dopo le 6 del mattino, l'allerta è rientrata dopo 4 ore. La situazione è sotto controllo alla Bugincarni di Santa Maria di Sala nel Veneziano, dove si è registrata una fuga di ammoniaca nell'impianto di raffreddamento. Immediata l'evacuazione dei lavoratori e l'intervento dei vigili che hanno provveduto a chiudere la strada via dell'industria e a sgomberare i residenti in via precauzionale per un perimetro di 350 metri intorno allo stabilimento. L'avviso per tutti, al di là dell'area evacuata, è stato quello di tenere comunque le finestre chiuse. Ad accorgersi della perdita, un lavoratore, proprio mentre stava avvenendo il cambio turno, avvertito il forte odore nell'aria, sono stati allertati i soccorsi. Intorno alle 11 la comunicazione della protezione civile che la situazione era sotto controllo. Sul posto operano vigili del fuoco, forze dell'ordine, ARPA, protezione civile del Veneto e di Santa Maria di Sala. L'area rimane interdetta fino a 50 metri dall'azienda, mentre i residenti sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Avvisato il neosindaco Alessandro Arpi, che ha messo in moto la polizia locale di concerto con vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Lo sversamento, ha dichiarato, è stato contenuto dalla chiusura delle valvole dell'impianto, limitandolo all'area all'interno dell'azienda. A determinare la fuga proprio la rottura di una di queste valvole di alimentazione delle cellule frigorifere. Chiuse le restanti e sigillate ermeticamente la stanza che le contiene, è stato possibile circoscrivere l'ammoniaca all'interno della sala. Rilievi sono comunque in corso da parte dei tecnici ARPAV per valutare le eventuali emissioni di sostanza in atmosfera.